noi siamo in collegamento in questo momento con Giuseppe Fascicolo e Michela Granzotto, titolari di due aziende dell'alta marca trevigiana site nel comune di Susegana, la Seven Metal e la CMM Meccanica. Le vostre aziende hanno permesso di realizzare in tempi record le strutture destinate alla terapia intensiva del nuovo ospedale di Milano, in zona Fiera a Milano, che ha dato un contributo importante in questa emergenza coronavirus per la regione Lombardia. Ecco, la prima cosa, le vostre aziende di cosa si occupano? Allora, inizio io dalla CMM Meccanica. Certo. La CMM Meccanica è un'azienda che quest'anno ha fatto 40 anni, si occupa di lavorazione della lamiera, conto terzi, e ha fatto la sua esperienza nella costruzione di pareti lavorando per molti anni con Parmastelisa, realizzando la maggior parte di tutti i progetti che loro hanno poi commercializzato in tutto il mondo. Mentre la Seven Metal? La Seven Metal invece è un po' più giovane e si occupa, diciamo, di commercializzare queste pareti che si sono evolute appunto dal prodotto di Permastelisa e le diffonde e le commercializza nel mercato di oggi, pareti per uffici e pareti per laboratori medici. Raccontiamo com'è partita questa vicenda. Vi siete proposti voi o delle aziende che già collaboravano con voi e quindi conoscevano la qualità del vostro operato vi hanno contattato per iniziare appunto la realizzazione di queste pareti? Allora, noi abbiamo un rapporto molto stretto con un'azienda di Padova, Operamed di Padova, alla quale forniamo tutte le pareti per le sale operatorie che loro commercializzano in Italia e nel mondo. Quindi in questo settore sono loro il nostro riferimento principale. Appena loro hanno avuto la richiesta di poter fare questo lavoro, ci siamo subito sentiti. Questo è successo martedì 17 marzo, la prima telefonata, e dove appunto ci hanno chiesto la fattibilità e il potenziale per riuscire a fare questa opera in questi termini, che i tempi era la parte principale del problema, insomma. Ecco. E sono tante in Italia le aziende che si occupano di realizzare questi prodotti? Allora, questo prodotto in realtà è stato un prodotto che abbiamo studiato, progettato e realizzato in 3 giorni, nel senso che il progetto, siamo partiti da un nostro prodotto base e abbiamo realizzato questo progetto dedicato in questi 3 giorni, facendo calcoli strutturali, realizzando una carpenteria idonea per sostenere tutta la parete, che già di suo è autoportante, però il problema è che queste stanze erano molto grandi, molto lunghe. Quindi abbiamo realizzato tutta questa cosa in questi 3 giorni. Nel frattempo il nostro cliente con gli ingegneri che seguivano per la regione Lombardia il progetto e ottimizzavano la divisione delle sale, come suddividere i letti, tutta la parte impiantistica, e quindi in questi 3 giorni abbiamo fatto la parte, diciamo, tecnica strutturale. Nel frattempo abbiamo però anche dovuto cercare di contattare tutti i nostri fornitori per approvvigionare tutte le materie prime. Parliamo di circa 12.000 metri quadri di lamiera, più 200 circa tonnellate di ferro che abbiamo dovuto approvvigionare in tempo record, e avremmo dovuto farlo velocissimamente proprio perché sapevamo che c'era il rischio che molte aziende avrebbero chiuso, e quindi abbiamo spinto su questa cosa qua e abbiamo trovato tanta collaborazione da parte di tutti i nostri fornitori per questa cosa qua. E dal punto di vista emotivo invece, per voi e per i vostri dipendenti, com'è stato lavorare in questi tempi record che lei ha raccontato adesso e anche con, insomma, la paura per quello che sta succedendo in tutta la nazione? Allora, l'emozione più iniziale e maggiore era un po' la paura, nel senso che siamo esseri umani anche noi, quindi anche noi avevamo paura di questo contagio e non era ancora molto chiara tutto il problema di questa pandemia. E abbiamo cercato di rispettare subito e con rigidità nei confronti dei miei ragazzi sul fatto di dover portare per forza la mascherina. Abbiamo procurato, è stato il primo lavoro, procurare le mascherine, procurare i detergenti, sanificare tutta l'azienda. Queste sono le prime cose che abbiamo fatto. Fortunatamente abbiamo un'azienda che si disperde in circa 9.000 metri quadri e quindi le 40 persone sono molto ben distanziate. Non avevamo fortunatamente il problema di persone che lavorassero a stretto contatto, e questo sicuramente ci ha aiutato. Dal primo giorno questa è stata un po' la mia paura principale, fare in modo che nessuno potesse essere contagiato in azienda e possibilmente fuori dall'azienda.
anche raccomandandomi con tutti i ragazzi nel momento in cui rientravano a casa di cercare di stare a casa, di cercare di non andare in giro, di non avere contatti, perché il rischio era che poi avrebbero portato il problema anche in azienda. La seconda emozione invece è stata l'orgoglio, e questa è stata la più bella, l'orgoglio di fare qualcosa di straordinario dal punto di vista proprio per il nostro paese, per la Lombardia e per tutte quelle persone malate che potrebbero essere dei nostri cari. E abbiamo delle persone che conosciamo purtroppo che sono in difficoltà, e quindi assolutamente dovevamo riuscire in quest'opera. Ci ha dato tanta energia anche il contatto che avevamo con il nostro cliente in cantiere, perché anche loro hanno lavorato tantissimo e man mano che avanzavano con lo stato dei lavori ci inviavano delle immagini, delle foto che poi io a mia volta facevo vedere ai ragazzi in produzione per dargli lo stimolo, per far vedere cosa stavamo realizzando veramente, e questo ci ha dato veramente tanta carica e tanta energia.